Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più. Cazzo, porca troia. Regalo per la fidanzata, quella a due ruote intendo. Pensa che vergogna, 10 km a casa mia c'è la pizzeria col campione del mondo di pizzaioli e io non ci sono mai andato. Questa è la prima volta. Siamo al Brian, pizzeria Brian, e questa è la Alessia. Che bella ragazzi, io da grafico continuo a chiedermi ma perché non fanno più le macchine belle così? Cioè nel senso, per avere una macchina così bella adesso devi spendere almeno 100.000 euro per avere un po' di design, un cabrio, cioè non ha senso, non ha senso. Ma potevano avergliela pulita. Comunque questi sono i guanti nuovi. La brutale, quanti ricordi. Però ignorantemente preferisco il Monster è meno racing, meno moderno. Non so, mi dà più quel senso di pace. Devono aver messo il mio parco preferito su Park Fortnite, perché se tu ti fa van life, arranca qui i gipponi. A volte. Un'amorosa, una pizza al taglio, un paio di roller e 2 birrette in roller. Tanta roba. È il cinese takeaway in riva al mare? No. Mi ha fatto ringiovanire di 20 anni sta moto. Peccato che non posso guardare le sguinzie, vedi, se no l'Alessia si incazza. Non capisco. Buon appetito, ciao, notte e arrivederci. C'è un vento assurdo. C'è da cagarsi addosso, chiudo. Certo che riflettendoci ci sono tanti motivi per cui non potrei fare la van life. Guarda, questo mese, luglio ad esempio, in 20 giorni di luglio, perché oggi è tipo il 22. Allora, vabbè, i viaggi a Tenerife per me, la Alessia e Giacomo, la visita medica della Emi, l'operazione della Emi, l'intervento chirurgico, i trattamenti al laser, le medicine, il suo capotino chirurgico, eccetera, 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 la moto, il passaggio di proprietà, l'assicurazione del camper, l'assicurazione della moto, la revisione del camper, la revisione della moto, le tasse, l'INPS e... Spero di non aver tralasciato qualcosa, ma ho speso 20.000 euro in 20 giorni. Questo per dire se... Ah sì, viaggio anche in Sardegna. Se non lavorassi, come cazzo farei io a vivere, a fare la van life? Andare a bighellonare in giro col camper? Non lo so. Ah sì, aspetta, aggiungi un tipo 400 euro di visita dermatologica e trattamento al laser. Ah sì, e anche la polizza vetri del camper che ho fatto, cioè, con tutti i disastri che stanno venendo su di grandine eccetera, mi sembra il minimo. Vabbè, no, questo per dire, non per farti i miei conti e quelle cose lì, però insomma, voglio dire, per carità, questa è stata un'eccezione, come quella volta al dentista. Io caro, 9.000 euro di dentista, grazie al cazzo, è un'eccezione, lo fai una volta in tutta la vita. Però ragazzo, vedi, se dovessi avere problemi di salute o al cane o non so, desfi la macchina o cose del genere, se non lavori e non hai 2 soldini messi via, cosa fai? Vai sotto i ponti? Ah sì, giusto, collette mi dici tu. Ok, vabbè, ma da noi in Veneto non si fa. Guarda che bei posti. E non è pubblicità occulta. Tutta sta roba io l'esploro sempre con il Komoot da
Dal computer mi metto la vista satellite e dove non ci sono le tracce le creo io, cioè proprio questo programmino che poi può esportare la traccia nei Garmin, ma la puoi esportare anche nel telefonino, Android, iPhone, quello che vuoi, c'è l'app che è gratuita. E te ne ho parlato più volte, mosche di merda, non credo sia il caso di parlarne oltre perché avevo già fatto una puntata dedicata. Casomai vai a cercarti Komoot puntine e vedi il video che ho fatto e ti spiego come funziona. Guarda, è sempre un spettacolo, o qui popcorn o quella granatina. Parlerei velocemente di una cosa secondo me molto importante. Dico velocemente perché l'avevamo già parlata durante il periodo di Covid, l'avevamo già analizzata e sperimentata, ossia il sapersi adattare, ok? Che non è tanto il sapersi accontentare, sono due strade diverse. Tu arrivi a un punto quando hai delle difficoltà, tipo quella volta che eravamo fermi, bloccati per via del Covid, oppure adesso che devo stare qui in camper perché c'ho il cane che deve stare dopo l'operazione isolato e chiuso in camper, si arriva a un bivio. Io sono arrivato a un bivio, ma arriverai anche tu tantissime volte nella tua vita in situazioni relativamente analoghe a questa, ok? Come formula, non come ambientazione. Pertanto, arrivato a questo bivio, io posso scegliere se accontentarmi, che è una sorta di autoconvincimento, di autoipnosi che funziona fino a un certo punto, fa veramente poca strada. Altrimenti posso cercare con l'ottimismo, con la filosofia, che attenzione, la filosofia non è quello che viene collettivamente interpretato, ma è un atteggiamento nei confronti delle cose, un atteggiamento di riflessione, di cambiamento, di analisi, di svisceramento, ok? Pertanto io con questa mia filosofia, questo atteggiamento nei confronti della vita, cerco di sfruttare al meglio questa realtà, che può non essere delle migliori. Tipo, io sono nel mio paesino in campagna. Beh, innanzitutto, per carità, guardo il lato positivo, quello che già c'è. Quello che già c'è è che il cane è salvo, il cane è sicuro, non ci manca l'acqua e siamo sotto 2 venti col climatizzatore, quindi questi sono i lati positivi. Successivamente, insomma, tra la moto e la bici è vero che non posso andare chissà dove, però un 4-5 ore me le posso prendere, e cerco di trovare dei bei paesaggini, dei bei percorsi da fare con la bicicletta in fuoristrada, nei campi, lungo il fiume, eccetera, eccetera. Quindi mi ricostruisco questo nuovo mondo, ok? Della serie, non so, arriva un uragano, per carità non è neanche un bel esempio, ho visto il periodo, esatto, siamo a luglio 2023, arriva un uragano, mi butta giù la casa e insomma in qualche modo io cerco, con i materiali avanzati e con altre cose, di crearmi una nuova vita, di crearmi una nuova casa o di trasferirmi, di fare altre cose. Quindi hai capito, cerchiamo, te l'ho voluto un attimo raccontare anche con i fatti, di apprezzare questa nostra vita, e per apprezzarla però, attenzione ragazzi, è sempre necessaria la filosofia, ossia questo nostro atteggiamento costruttivo e spesso anche critico nei confronti delle cose. E mi passo anche una seratina rilassante. Buongiorno ragazzi, mamma mia che nero. Io mi ero spostato, va che roba? Mi ero spostato a Valvasone. Non dovrebbe grandinare, ma c'è un nero incredibile che sta venendo avanti. Mi sono spostato di posto perché guarda, ero troppo sotto a quell'albero lì, non mi fidavo. Almeno se così mi cade addosso scarica il peso su questo qua, su questo signore qua. Salve signore, molto gentile. E da così a peggio dovrebbero essere le estati, dicono. Io per quest'anno intanto ho fatto la polizza vetri.
poi non so, bisognerà valutare per i prossimi anni, magari al posto di fare la polizza vetri, mettere quella agenti atmosferici, anche se giustamente dicono prega che non venga grandine adesso, cazzo, queste robe, dicono che appunto aumenteranno perché ci sono troppi danni. Merda, come non dite invece c'è grandine, cazzo ragazzi, voglia, vabbè, mona io potevo stare a casa, vabbè, addio pannelli, vabbè. No, l'oscurante è sparito, ah cazzo. Cazzo, ho fatto non star a casa ragazzi, porca puttana, mamma mia, Dio. Ok, vedi, alla faccia di quelli che sfanalano e rompono i coglioni, c'è appena stato uno che è andato su per l'albero perché ha buttato giù un albero il vento e vedi, se andavi piano come vado io non succedeva un cazzo, porca troia. Comunque vabbè, esatto, da come brillantemente dedotto mi sto spostando. E mi ha raccontato la gente che era là, che gli ha maccato i camper, i cofani, quello della macchina gli ha rovinato tutta la macchina. Pullman, ringraziando Dio, io ho controllato su pannelli, è tutto a posto, gli oblò, i vetri, ringraziando Dio è andata bene con Pullman, però appunto è andata bene, quindi non sfidiamo la sorte, nel senso che ho voluto approfondire, ho guardato il meteo, ritorna in teoria molto peggio anche come vento eccetera, ho detto ma vai mona, adesso sto tornando dalle mie parti, porca miseria. Sì, ho fatto un viaggio per il cazzo praticamente, esatto. Vabbè, per il cazzo no, dai, è piacevole andare via piano, c'è stata molta adrenalina per carità quando è arrivata la tempestata, che non ti ho filmato perché ero lì veramente un po' in tilt, non sapevo cosa fare, cioè il Pullman che veramente si spostava di brutto e l'oscurante che si era staccato e comunque ero attaccato alla corrente del 220, non sapevo cosa fare. Bravo, vai avanti tu, così se ci sono rami li prendi tu, e quindi niente, vabbè. Ci sono stati parecchi danni a parte gli alberi, vabbè, ma ho visto in alcuni paesi tipo Casarcia della Delizia, che è il paese natale di Pierpaolo Pasolini, vabbè, sarà parentesi storico-culturale, è usanza mettere fuori i sacchi dell'immondizia, mentre da noi ci sono i bidoni, loro hanno i sacchi, e quindi c'erano immondizie per tutto il paese, tutti i sacchi aperti, un disastro, veramente un disastro. E basta ragazzi, ciao notte, questa è la mia van life, porca troia. There is a house down in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me, oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was